Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, andiamo a vedere come si sono chiuse le principali borse europee. Milano chiude in rosso, così come anche la maggior parte dei listini europei che sono deboli. Per quanto riguarda invece Wall Street, anche Wall Street è preda di un cattivo umore. Tornando sul listino italiano, tra i principali titoli in verde troviamo Inuit, Italgas e Amplifon, mentre in rosso, quindi in perdita, troviamo STM, Prismian e Stellantis. Passiamo allo spread, il differenziale tra BTP e Bund si attesta a 76 punti con un più 0,89%. Infine andiamo a vedere l'oro che ha uno scambio in negativo di meno 2,87%, in negativo anche il petrolio con uno scambio del meno 2,35%. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione